E amici, eccoci qui al Teatro Bolivar per incontrare il mio abbigliamento. Vi può suggerire qualcosa? Uno dei più grandi rapper. Avete capito di chi sto parlando? Scopriamolo insieme. Ed ecco qui con noi Clementino, ciao, ben trovato. Ciao, un saluto a Fiesta TV. Come no? O devo chiamarti Iena White, come preferisci? Ah, come vuoi. Clementino. Iena White arriva di notte, sai. Dunque, iniziamo subito a parlare del tuo spettacolo Clementino Live Theater, raccontaci un po'. È uno spettacolo che è nato da un'idea mia e di mio fratello Paolo Maccaro. E siccome nella mia vita ho sempre sognato fare qualche monologo teatrale, quando ero piccolo tagliavo i monologhi dei cartoni animati e li portavo a teatro, scuola di recitazione. Poi è arrivato il momento in cui facevo la musica rap ed è sempre stato un sogno quello di mettere il teatro e il rap insieme. Quindi non sono assolutamente un attore, sono a tutti gli effetti un rapper, però sono contento di aver portato dei monologhi teatrali scritti da me, tranne qualcuno, a teatro in un concerto hip hop, perché mio padre e mia mamma recitavano, insomma recitano tuttora a livello amatoriale, ma da tanti anni, e quindi sono nato, diciamo, un po' nei teatri. Poi è arrivato il boom con la musica hip hop, prima a Napoli e poi un po' in tutta Italia, attraverso tanti canali, da Fabri Fibra, Giovanotti, eccetera. E quindi diciamo che è arrivato prima al teatro, però il mio lavoro è fare musica rap. Certo, ma fra i tanti premi ricevuti, quale ti ha dato più soddisfazione, se ce n'è uno in particolare? I premi ricevuti a livello musicale sono riguardanti le battle di freestyle, le robe così. Però guarda, c'ho un aneddoto che è divertente, forse fa ridere. Per me il risultato più grosso è stato non andare a suonare da Radio 105, Radio DJ, tutta Italia, ma il risultato più grosso è stato riempire la piazza del mio paese al Cimitile, perché mi ha dato una soddisfazione di vedere tante persone non del mio paese, ma che sono arrivate tutte nella piazza del mio paese. E poi, guarda, una chicca, una canzone mia messa sulle canzoni dei Gigli a Nola, alla festa dei Gigli, che per me vale più di tutti gli altri risultati. Grande soddisfazione. Sì, è una soddisfazione, guarda, è strano da pensare, però in realtà è così. Ma quindi hai avuto tante soddisfazioni, ma la tua passione per il teatro ti ha motivato tantissimo, ma tu volevi fare l'attore? Volevo fare l'attore, poi mi sono accorto che in Italia c'è tanta concorrenza. Un ragazzo che va a Cinecittà al giorno d'oggi deve combattere deve arrivare a tanti compromessi, deve combattere con tante cose. Io ci ho provato 2 o 3 anni, ho visto che erano tanti, poi ho visto che mi si è aperta questa strada con il rap, ho detto ma allora se voglio fare il teatro lo faccio attraverso il rap. Ho detto. Sei bravissimo. Non devo dare retta a nessuno, nel senso che ora noi ci riempiamo il teatro da soli, ecco, senza aver bisogno senza passare per gli altri attori, non ci interessa, noi facciamo il rap, noi facciamo una cosa che nessuno fa. Siamo sicuri che noi non facciamo le cose che fanno gli altri, ma nessuno fa uno spettacolo rap a teatro, quindi. A proposito di rap, esclusiva, no? È vero, ma a proposito di rap parliamo delle tue collaborazioni con Fabri Fibra, in Chimica Brother, insomma tante canzoni. Sì, noi abbiamo fatto un disco insieme un anno fa, si chiama Rap Star, non è gratis, questo gruppo che abbiamo fondato, e sembra che sia andato molto bene e la gente del sud ci ha sempre caricato, come anche quella del nord, però ovviamente i ragazzi del sud si sentono rappresentati un po' da me, perché comunque vengo da Nola, che è, diciamo, un po' la fogna della fogna. Non parlo assolutamente di persone, ma parlo di Stato, di come si gestisce un paese. E i ragazzi del sud che vedono un ragazzo che parte da Nola e arriva a Milano e fa un disco con Fabri Fibra, i ragazzi si sentono rappresentati, insomma. Punto di riferimento. Sì, perché se c'è là si sa chiaro, si fabbrica la luce, quindi meno male la speranza c'è per tutti, non bisogna mai mollare, ecco. Parliamo appunto anche dei tuoi traguardi. Sei arrivato a Sanremo 2013, raccontaci, un grosso traguardo. Sì, vabbè, a Sanremo non è che ci sono arrivato, a Sanremo ho avuto la fortuna di essere ospitato dagli Alma Megretta, da James Senese,
e non si può assolutamente dire di no quando ti chiamano musicisti così bravi e preparati. La cosa che mi è piaciuta è che non sono andato a Sanremo come concorrente, cioè senza andare con l'ansia da prestazione, vai là, dici Maronna già partecipa, già. Sono andato come ospite, quindi non mi anzi lo sai, guarda, ti dico una cosa tra di noi che siamo a Napoli qua, ma sentivo pure meglio gelate perché li vedevo tutti quanti con le camicette aderenti, no? Io sono andato là con sembravo il palo della base, andato là così, ma quando faccio un rap, questa vita fa un rap, no, allora sono meglio Bulirano. Ci sta, come no. Ma allora parliamo adesso un po' dei progetti per il futuro, cosa bolle in pentola? In pentola bolle Parecchie cose. Sì, parecchie cose, un nuovo disco, si chiama Mea Culpa, uscirà a fine maggio e ci saranno un po' di ospiti, tra i quali Lorenzo Giovanotti, Fabri Fibra, Gigi Finizio, Innegrita, Meg dei 99 Posse, Marrakesh, the ex 99 Posse, Marrakesh, Rocco Ante, un po' di rapper napoletani e non, però vabbè non voglio svelare tutto, ormai l'ho detto, però non li voglio svelare. Guarda, li svelo solo perché è Fiesta TV, altrimenti non li svelavo. Che carino! Io lo so che non la taglio. È carinissimo! Sì, uscirà a fine maggio per Universal Music. Poi in pentola bolle questo spettacolo qui, Clementino live dire, se va bene lo facciamo girare, quindi facciamolo girare. La prima al Bolivar, poi se va bene lo facciamo girare. Mi raccomando, diciamolo, facciamolo girare. Sì, facciamolo girare, però dovete venire prima al Bolivar, poi facciamo girare e poi sicuramente una tournée estiva con Mea Culpa Tour in live, quindi. Allora, prima di lasciarti vogliamo salutare i nostri amici di Fiesta TV con un freestyle. Come vogliamo organizzare? Io non sono capace, ma tu sei bravissimo, quindi. Microphone Clemente, tu senti le gesta, so fare rap pure se c'ho solo la cresta. Quando faccio il rap volano dalla finestra, un saluto alla migliore TV, è Fiesta.